In Valpolicella non si parla solo di vino. Si parla di gente che forse non se n'è mai andata. Li chiamavano Retiani. Non erano fantasmi, erano reali. Un popolo antico, prima dei Romani, prima di tutto. Costruivano fortificazioni sulle montagne, scavavano tunnel sotto le colline e sparivano senza lasciare traccia. Ma le storie più strane arrivano dopo. Chi viveva lì giurava che questi uomini non erano normali. Facevano ammalare gli animali, poi li compravano a poco prezzo e appena arrivavano da loro, guarivano. Controllavano gli insetti, rovinavano i raccolti e vivevano lontano da tutti. Poi, a un certo punto, spariscono. Uccisi, cacciati, almeno ufficialmente, perché secondo alcune testimonianze qualcuno si è salvato. E ancora oggi, in certe zone della Lessinia, di notte si vedono fuochi. Persone che ballano nei boschi. Non feste, rituali. E qui arriva il punto più inquietante. Quei luoghi hanno nomi strani, antichi, come se qualcuno li avesse lasciati lì per farsi trovare. Quindi la domanda è questa. I Retiani sono davvero scomparsi o hanno semplicemente smesso di farsi vedere?